Parliamo di giardini, stavolta siamo qui a Orto Giardino, dove una delle funzioni importanti è quella proprio di parlare del ruolo del verde anche all'interno delle città, e con me ci sono i presidenti delle consiglieri delle imprese del verde sia della Lombardia che del Friuli Venezia Giulia, Marco Nigro, Orlando Del Pra. Allora Orlando, parto proprio da te, visto che giochi in casa. Il verde nelle città, in un periodo in cui veramente vediamo sempre più cemento avanzare, diventa un elemento fondamentale da curare e adattare proprio al contesto. Sì, certamente risulta fondamentale per tutta una serie di valori, di importanza per il periodo, per questa transizione ecologica, per il nostro ambiente, la giusta progettazione, la giusta considerazione del verde, senza preconcetti, nel senso che noi abbiamo delle situazioni dove le strutture sono vecchie, sono antiquate, vanno rinnovate, quindi in qualche caso va anche rivista la progettazione, la sistemazione del verde con nuove sistemazioni, con nuovi inserimenti, ma anche nella tutela di alberature, nella tutela di piante di un certo pregio e una valorizzazione di questi elementi con una corretta progettazione all'inizio e una corretta ristrutturazione di queste strutture. In Lombardia, dove insomma ci sono grandi città, metropoli, questo aspetto immagino sia ancora più importante. Sì, nelle grandi metropoli sì, soprattutto città come Milano, dove il verde c'è stato un momento dove, anzi anche adesso, è quasi un lusso per i privati, per i cittadini, però Milano si sta attivando, cercando di riqualificare delle zone, anche se questa è una criticità, perché sono arrivati numerosi finanziamenti, no, con questo famoso PNRR per la cosiddetta forestazione urbana. Il problema è che benissimo hanno detto ok, vi diamo dei soldi per piantare alberi, ma non c'è lo spazio fisico dove piantarli, perché dovremmo andare a depermeabilizzare le città, no? Quindi togliere tutte quelle superfici che sono state impermeabilizzate con le strutture, con l'asfalto, parcheggi, e se non c'è lo spazio dove piantare, dove li mettiamo? Non possiamo sottrarre i terreni agli agricoltori, no? Perché altrimenti poi abbiamo un altro problema. Quindi è sicuramente un argomento importantissimo, soprattutto nelle grandi città, però è necessario probabilmente sedersi a un tavolo insieme a tutti quelli che sono gli attori di questo lavoro, perché non ci sono soltanto le imprese del verde, ci sono i professionisti, agronomi, agrotecnici, periti agrari, gli architetti, l'istruzione, la ricerca, la pubblica amministrazione. Ci sediamo e cerchiamo di confrontarci e di trovare una strategia vincente per superare la criticità della mancanza delle superfici e comunque riuscire a fare nuovi inserimenti, oltre a tutelare, come diceva Orlando De Pra, il verde già presente, il verde anche storico, no? Perché storico inteso non come legato a ville o patrimoni storici, anche quello è importante, ma storico proprio come storia della città, perché il verde che c'è dobbiamo tutelarlo. È vero, questo è importante, però ci hai fatto anche capire che insomma dire piantiamo degli alberi e portiamo il verde in città è un po' semplicistico. Ci sono veramente tanti fattori da tenere in considerazione, anche la struttura con cui è cresciuta la città, per poterli integrare in modo funzionale e anche duraturo. Sì, forse la parte più difficile sarà cercare di integrare il verde nuovo, ma anche tutelare il verde presente nelle città esistenti, perché le nostre città sono vecchie, sono vecchie, sono antiche, hanno una concezione che voglio dire, ha una storia dietro e anche un'idea progettuale completamente diversa da quelle che magari sono le esigenze attuali. Forse sarà più facile nelle nuove città, quelle di nuova costruzione, perché si parte da una progettazione più organica che prevede già la presenza del verde e non diventa un qualcosa di puramente accessorio, ma è un ingrediente fondamentale delle nuove città. Quindi forse la fase più critica sarà questa, dobbiamo trovare la quadra per mantenere le città così come sono, perché non possiamo stravolgerle, e fare nuovi inserimenti. Esatto, questo è un aspetto interessante di cui appunto anche Orto Giardino si occupa, qui poi nello spazio di Confartigianato. Orlando, chiediamo a te invece la situazione delle città del verde qui in Friuli Venezia Giulia com'è? Beh, sicuramente le città del Friuli Venezia Giulia sono molto sensibili, molto avanti nella gestione del verde. Siamo a livello nazionale sicuramente tra le prime. Chiaramente non c'è mai limite al migliorare, quindi anche qua andrà realizzato un tavolo di lavoro a livello regionale che stiamo già affrontando come Confartigianato e speriamo si concretizzi a breve.
Beh, qui a Orto Giardino si parla quindi di verde, ma si parla anche del suo futuro, anche per capire il verde che vediamo ogni giorno e di cui ci compiacciamo, che ci aiuta anche a sentirci più rilassati nelle nostre città. È un bene che va tutelato e per questo è importante che ci siano dei professionisti che possano farlo, ma anche una sinergia tra questi per poter mantenerlo e anzi farlo crescere nel tempo. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi e buon lavoro. Grazie, grazie mille. Grazie.